Freddo e pioggia accolgono la Cicatena in quel di Ragusa sul campo dell'insidioso Santa Croce, squadra che occupa la stessa posizione dei catenoti in classifica a quota 16 punti. Biancorossi che si presentano subito dal primo minuto con gli ultimi acquisti, Luca De Emanuele e Arturo Strano. Il fantasista compone il tridente offensivo con Carbonaro e Solimene. Il Jolly Strano gioca invece in mediana come mezzale insieme a Ranne e Basile, vista anche l'assenza del febbricitante shooter del lungodegente Salvostrano. In difesa invece davanti a Capitan Romano Spazio e Cali a destra, Furnari a sinistra con Giacone e Longo coppia centrale. Subito in apertura una chance per De Emanuele per incidere, calcio di punizione, sul palo del portiere, Romano non si fa sorprendere. Rispondono i padroni di casa, Cappello, alza la testa, pesca dentro l'area Peri, poi si rinserisce, chiude l'1-2, Cappello alla conclusione, di poco a lato. Rimessa laterale lunga di Furnari, a cercare Carbonaro, la palla passa, la recupera De Emanuele braccato da due avversari, grande giocata, passa in mezzo a due, il cross di De Emanuele dentro l'area per Solimene, il controllo, Solimene il mancino, colossale chance sprecata. Rotondo non trova spazio, torna indietro da Romano che controlla male, rischia tantissimo, Carbonaro che tocca il pallone e poi Spadola anticipa Solimene in corner. Dalla bandierina va De Emanuele, all'interno dell'area, sponda di Carbonaro, tocca Ranno sotto porta, ancora Antonino Ranno su sviluppo di corner come contro lo Scicri, il secondo gol stagionale con la maglia dei catenoti, il terzo in campionato, a Cicatena in vantaggio. Santa Croce che si sbilancia alla ricerca del pari, lascia gli spazi alla ripartenza dei catenoti, qui Solimene allarga subito per De Emanuele, posizione regolare, De Emanuele entra in aria, salta un avversario, De Emanuele il tiro, respinge Romano, arriva Carbonaro che non c'entra la porta. Alma sulla tre quarti, scarico su Cappello allarga per Busacca di nuovo per Alma all'interno dell'area, Alma il passaggio per Bruccoleri l'acrobazia che sorprende Gaetano Romano, il Santa Croce trova il pareggio con Bruccoleri. Partita intensissima, si ributta in avanti la Cicatena, Strano per De Emanuele, il controllo forse troppo lungo, De Emanuele riesce a dribblare, prova la conclusione sul primo palo, respinge Romano. 35esimo, Solimene all'indietro per Basile, il tracciante dentro l'area, la tocca Carbonaro di testa, che beffa il portiere, Nino Carbonaro, la sua spizzata riporta in vantaggio i biancorossi, sesto gol con la maglia catenota per il numero 7. Romano va al rinvio dal fondo, che va oltre la metà campo e trova Carbonaro, la sponda per Strano che si inserisce senza palla, Strano in aria, il tocco morbido, Arturo Strano, subito prima presenza, primo gol con la maglia della Cicatena che vola sul 3-1. Santa Croce tramortita da questo 1-2 micidiale, Longo prolunga per Furnari attacca a sinistra, poi lascia il pallone a De Emanuele che ha spazio per spingere, De Emanuele prova dalla distanza, in qualche modo Romano, arriva di nuovo Furnari che la mette in mezzo ma non trova nessuno. Non cambia il copione della partita nella ripresa, Basile morbido sulla sinistra per Furnari che può avanzare indisturbato, Furnari alza la testa, vede il movimento di Carbonaro, lo serve in profondità, tacco di Carbonaro per De Emanuele all'interno dell'area, De Emanuele il tiro da posizione defilata, respinge Romano. Si riaffacciano in avanti i padroni di casa con Peri sulla destra, il traversone morbido all'interno dell'area, la sponda di Bruccoleri, al volo Cosentino, blocca a terra Gaetano Romano. È tempo di sostituzioni per Mister Manca, fuori Solimene, dentro Torrisi, Cappello accelera all'altezza del centrocampo e scarica su Busacca avanza fino al limite, calcia in porta, non c'entra il bersaglio. Minuto 70, Migliore cerca Busacca, lo ferma Furnari, riparte Basile con precisione, va da De Emanuele sulla sinistra, De Emanuele prova ad accentrarsi, ancora De Emanuele entra in area, salta un avversario, all'indietro per Carbonaro, respinge Romano, ancora Carbonaro che chiude definitivamente i conti, Nino Carbonaro, 4-1, 7 gol in 7 partite con la maglia della Cicatena, 9 in campionato. Un altro cambio per Mister Manca, fuori Calì, dentro Napoli. Rotondo aggira Furnari, poi va all'indietro da Romano, lo pressa Carbonaro che gli respinge il rinvio e sfiora la tripletta colpendo il palo esterno. È l'ultima giocata della partita di Carbonaro che lascia il campo ad un altro neoacquisto, Salvo Condorelli. Fuori anche Luca De Emanuele, dentro Pedalino. Santa Croce che cerca di rendere il passivo meno pesante, punizione di Gomez, ci mette i pugni Romano, poi Basile allontana, ci riprova Cappello ma senza fortuna. Con una prestazione bella e convincente la Cicatena sbanca il Biazzo di Ragusa e supera il Santa Croce. Catenoti che possono ritenersi soddisfatti non solo dell'ottima partita ma anche del rendimento dei neoacquisti, apparsi subito in palla e ben inseriti nel gioco di squadra.
3 punti che consentono alla banda di Marcello Manca di chiudere nel migliore dei modi il girone d'andata. La classifica dice sesto posto a quota 19 punti, a -3 dai playoff. Il 2024 però non si chiude qui, perché i biancorossi ospiteranno domenica prossima il Priolo nel match andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida che promette spettacolo.